Sono le 17 quando le acque dell'Adige restituiscono il corpo di una donna. È lei, con tutta probabilità, Sakitra Ninsansala Fernando, la 34enne cingalese, principale sospettata di aver ucciso le due figliolette di 11 e 3 anni, trovate morte ieri mattina nella casa alloggio dove erano ospitate con lei. Solo poche ore prima il drone speciale arrivato in ausilio dalla Lombardia insieme a nuove unità cinofile aveva intercettato la borsa della donna a circa 300 metri dal luogo del ritrovamento del cadavere, dentro il cellulare che la donna non aveva mai spento. E così si fa sempre più largo l'ipotesi, fin dall'inizio accreditata, che possa aver ucciso le figliolette per fuggire dalla casa mamma-bambino e togliersi la vita. L'esito dell'autopsia, arrivato anche questo nel pomeriggio, parla di morte da soffocamento meccanico. Le piccole potrebbero essere state soffocate con un cuscino. E intanto emergono nuovi particolari sulla mattina del ritrovamento da parte degli operatori della casa alloggio. Sakitra avrebbe detto ad uno di loro che le bambine non stavano bene e chiesto della tachipirina. La telefonata a scuola per avvisare che non sarebbero arrivate. Nessun rumore nella stanza, nessun segno di violenza, tutto è stato trovato a posto. Solo una finestra aperta, quella utilizzata per andare incontro al suo destino, quello che aveva scelto per sé e per le sue figlie. Le tre si trovavano nella casa mamma-bambino da gennaio, da quando il Tribunale dei minori aveva disposto il loro allontanamento da casa dopo le numerose denunce di violenza della donna da parte del marito. Si apprende in queste ore che le denunce sarebbero state da poco archiviate e forse è da ricercare proprio qui il movente che avrebbe spinto questa giovane mamma a togliersi la vita, portando con sé quella delle sue bambine. Per ora il fascicolo di omicidio è aperto a carico di ignoti.